last call for Liverpool. Just grab a cab, don't miss your flight. Wanna die up, 3-5. Pronostici rispettati al torneo Open Technology Design. Sfidando il caldo torrido sugli impianti veronesi della TV La Franca, nel tabellone maschile si è imposto Marco Pedrini, mentre in quello femminile la vittoria è andata ad Angelica Moratelli. Pedrini, 2-2 della CT Bologna, ha superato in finale Davide Garzotti con un doppio 6-1, mentre la portacolori del CT Genova ha dovuto faticare contro Carlotta Sartori della T Verona, sulla quale ha avuto ragione con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-2. Una vittoria abbastanza agevole, 6-1, 6-1. Oggi è stata una vittoria, sì, come hai detto tu, abbastanza agevole, la finale è andata via liscia, mi aspettavo comunque una partita combattuta, sono riuscito ad andare via nei primi game, sono andato avanti io abbastanza bene, ho giocato in maniera solida, lui ha fatto un po' di errori, io ho controllato e per fortuna l'ho portata a casa agevolmente. Non si può dire che la stanchezza ti dia problemi, visto che ieri hai giocato 3 ore con questo caldo sotto un sole cocente e anche stamattina. No, si può dire che la stanchezza, il calore mi dà molta stanchezza. Ieri infatti ho vinto una partita molto dura qui in semifinale, ho giocato 3 ore e ho rischiato anche di perdere perché ero a 2 punti dalla sconfitta nel secondo set, poi ho vinto il tiebreak al terzo. Stamattina ho giocato un altro torneo a Verona, sì, però anche lì è andata via abbastanza veloce, quindi fortunatamente grazie al polase, l'acqua e non so che cosa sono abbastanza fresco. Quindi una stagione che sta andando molto bene. Ma sì, in realtà io ora sto giocando sempre meno, mi considero ormai sul viale del tramonto, però sì, ho giocato il campionato a squadre col CT Bologna in Serie A2, ci siamo salvati che era il nostro obiettivo e adesso quest'estate gioco qualche torneo qui nei paraggi, è il primo torneo che vinco, ho perso 3 finali, quindi ecco è andata bene anche per questo oggi. L'obiettivo di questa stagione qual è? L'obiettivo di questa stagione è divertirmi. Perché ormai sì, penso a divertirmi, giocare divertendomi, poi i risultati sono una conseguenza, anche perché non ho più ambizioni di classifica, anzi ormai sono sceso 2-2 dal 2-1 che ero e non ho ambizioni di salire in classifica, quindi gioco, mi diverto, spero e continuiamo così. Più combattuto il match della finale femminile, che ha visto il trionfo di Angelica Moratelli sulla storica avversaria Carlotta Sartori. Una vittoria che era anche nei pronostici. Sì, si era partiti comunque favoriti, ho giocato un buon match comunque perché sono riuscita a tenere bene tutti e 3 i set, con un po' di cali che però momentaneamente anche ci stanno. Solitamente non si gioca con questa temperatura qua, però bisogna abituarsi anche a quello. Ci si prepara, si cerca di essere sempre al meglio e si fa il possibile per reggere il più possibile. Ecco. Qual è stata l'avversaria che ti ha dato più filo da torcere in questo torneo? Ma con Carlotta comunque ci sono sempre state partite lottatissime, tanto che un paio di mesi fa comunque avevamo già giocato e avevo perso al terzo. E anche la partita comunque in semifinale con Valentina Mariotto è stata una durissima lotta ed è una ragazza che gioca molto bene. L'obiettivo che hai per questa stagione? Riprendermi da tutti i miei infortuni e riuscire ad avere continuità nel campo. «225 iscritti, 2 settimane di gioco di ottimo livello, organizzazione puntuale ed efficiente, in una cornice particolarmente suggestiva». Numeri lusinghieri e ottimi riscontri per il torneo organizzato dalla TV Le Franca, che sta investendo risorse ed energie sia sul versante tecnico-sportivo che su quello dell'impiantistica. Presidente Gino Di Nicola, quest'anno avete registrato un ottimo successo, 75 iscritti di più rispetto all'anno scorso. Sì, è vero, quest'anno è andato molto bene, abbiamo raccolto i frutti insomma di quanto seminato negli anni passati. Sì, abbiamo avuto circa 225 iscritti e contiamo l'anno prossimo di poterli replicare. L'obiettivo di quest'anno era raggiungere i numeri quantitativi. L'obiettivo del prossimo anno sarà quello di fare in modo che alla quantità corrisponda anche la qualità, quindi servizi nei confronti dei giocatori. Abbiamo intenzione di
accompagnarli dall'inizio del torneo fino alla fine, quindi con vitto, alloggio, insomma quanto a loro necessario, soprattutto perché abbiamo a che fare con tantissimi giocatori giovani che spesso magari vengono da fuori. Quest'anno ne avevamo tantissimi dalla Sicilia, da Roma, dal centro Italia, arrivati qua alcuni con l'aeroporto qui vicino, altri invece con i mezzi come il treno, e quindi avevano bisogno di supporto. Quindi l'anno prossimo cercheremo di occuparci di questi aspetti. Un successo che probabilmente dipende anche dagli sforzi che state portando avanti per promuovere il tennis tra i giovani. Sì, abbiamo cercato di ottenere dei risparmi di tipo economico dalla gestione, abbiamo introdotto la domotica, questo ci ha dato grandi risultati in termini di risparmio nelle utenze, e quegli importi che abbiamo risparmiato e gli altri che abbiamo raccolto dagli sponsor abbiamo deciso di investirli nel settore giovanile, perché ci crediamo, anche se siamo consapevoli che Villafranca non è il centro del mondo, quindi da noi dovranno transitare giocatori di buon livello del nostro bacino, poi se avranno talento andranno nei centri federali o da altre parti. L'obiettivo però è quello di fare in modo che in modo concreto loro abbiano la possibilità di giocare ad un costo contenuto. Dicevo appunto che il costo orario per i ragazzi della SAT è molto basso, abbiamo intenzione di ripeterlo, cioè di fare in modo che ciò accada anche nei prossimi anni, e quindi per le famiglie che già devono sostenere spese importanti per i maestri e per gli spostamenti per i tornei, poter avere la possibilità di far allenare durante l'anno il proprio figlio, insomma, o la propria figlia, spendendo di meno, è sicuramente un aiuto importante. Uno dei fiori all'occhiello della TV Villafranca è costituito proprio dalla dotazione dell'impianto. Inserito in un contesto sportivo particolarmente curato e suggestivo dove convivono diverse discipline, viene costantemente adeguato alle moderne tecnologie, grazie alla lungimiranza dei vertici della società. Abbiamo anche la fortuna di essere inseriti in un complesso molto più ampio, perché qui a circa 50 metri abbiamo le piscine pubbliche, abbiamo gli impianti di calcio, abbiamo insomma gli impianti del calcio, l'hockey, tennis e tutta una serie di altri servizi dove chi volesse venire qua ad allenarsi, mi riferisco al tennis, poi può anche fare tutta una serie di attività collaterali, la palestra, appunto dicevo prima la piscina, l'impianto di atletica proprio a circa 30 metri da qua, quindi c'è tutto quello che serve per poter allenare bene, insomma, un ragazzo. Qualche progetto a cui state lavorando in particolare? Beh, vorremmo proseguire nell'ottica degli investimenti, ad esempio le strutture fisse che abbiamo, vorremmo poterle riammodernare e infatti stiamo dialogando da tempo con l'amministrazione, perché modificando i materiali con cui le strutture sono costruite si possono ottenere importantissimi risparmi energetici, e quei risparmi poi possono essere riallocati alla scuola o insomma in tutto quello che serve, in palestre interne e quant'altro. Un primo passo l'abbiamo già fatto, l'amministrazione si è accorta che con la domotica si ottengono dei risultati e quindi ci sta ad ascoltare. Speriamo che magari in futuro anche altri circoli seguano questo esempio. Obiettivi quelli della società, condivisi anche dall'amministrazione comunale di Villafranca. Un impianto che comunque è un'area di 100.000 metri quadrati, area sportiva importante, che raggruppa tutte le nostre società sportive, le nostre attività. Sul tennis un'attenzione particolare va data sicuramente alla struttura fissa, anche perché per i numeri che hanno portato i ragazzi, per i nuovi ragazzi che si sono iscritti, credo che l'attenzione debba essere data a questa struttura. Già la società sta facendo di suo, ha fatto un progetto importante come ragionamento con la domotica per un risparmio energetico e soprattutto di manutenzione dei costi, per cui loro hanno fatto la loro parte e noi dovremo fare la nostra. Alla luce della crisi economica e nonostante la normativa sempre più severa, in generale il tennis veronese gode di buona salute, come spiega il delegato provinciale Renzo Melegatti.
questo è uno dei circoli grossi, quindi questo è il secondo comune della provincia di Verona, quindi ha delle strutture adeguate, ha una fascia di popolazione alta, quindi in questo senso è favorito. Le realtà più piccoline invece devono un po' darsi da fare per mantenere lo standard degli altri anni. Una cosa invece positiva, molto positiva, è l'iscrizione ai tornei, è sempre in aumento, con percentuali alte. Facciamo un po' il punto della situazione sul tennis veronese. Il tennis veronese, a vedere già questo torneo, sembra scoppiare di salute, però ci sono dei problemi nei circoli, nel senso che con le nuove norme sanitarie, con l'obbligo del defibrillatore, le società si sono trovate ad affrontare delle normative nuove, quindi non tutti i circoli erano pronti a recepire queste novità. Quindi l'inizio di quest'anno è stato abbastanza laborioso per queste nuove pratiche, che i giocatori devono avere il certificato medico e tutte queste storie. Considerato questi impedimenti, perché io lo considero un impedimento pur proiettato verso la salute dei giocatori, però è un impedimento per i circoli, pur con questo freno i circoli insomma stanno conservando la loro posizione.